Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti. Ai tantissimi associati che vedo questa sera, benvenuti a casa vostra. Alle tante autorità, agli ospiti, benvenuti in Confapi. E oggi ospite, in questa location strepitosa, con alle spalle le guglie del Santo, il nostro orto botanico patrimonio UNESCO, a beneficio degli amici che arrivano da fuori Padova, e lo facciamo in un'attività economica, in un ristorante che è aperto da poco meno di un anno, di 3 ragazzi, Filippo Nasci, Giacomo Miozzo, Edoardo Zoppellaro. Ragazzi, complimenti. E in bocca al lupo. E lasciatemi ringraziare, prima di cominciare i lavori, ovviamente gli sponsor che hanno reso questa serata possibile. Prima di tutto il gruppo Sella, che tra l'altro proprio in questo palazzo ha la sua sede regionale, Banca Sella, grazie. Grazie a Euro Interim, Agenzia per il Lavoro, tra l'altro fresco, nuovo associato di Confapi, al professor Luigi Sposato. Ovviamente grazie anche a Veneto Più, la struttura tecnica di Confapi Padova, che ha reso tutto questo possibile, ma anche grazie ad Antea Broker, al gruppo Boldrin, all'azienda agricola Monteviale e allo studio Gambalonga, consulenti al lavoro. Grazie davvero. E ovviamente un grazie ai relatori ospiti di questa serata, e a partire dalla bravissima giornalista volto di punta dell'informazione Mediaset, Gaia Padovan. Grazie Gaia, a cui lasceremo. Grazie Davide, grazie a te dell'invito. La conduzione della serata. E abbiamo ovviamente un uomo di fede, ma prima di tutto medico cardiologo, missionario, manager come direttore di QAM, Medici con l'Africa, che noi abbiamo incontrato e nel nostro piccolo supportato nella sua missione in Ucraina. Grazie a Don Dante Carraro. E a quasi un anno dalla sua elezione a Padova per la prima volta come presidente di Confapi, uomo di associazione di lungo corso, l'abbiamo conosciuto come presidente di Piacenza, poi della Confapi dell'Emilia Romagna e oggi come presidente nazionale di Confapi dopo la vicepresidenza. Grazie di cuore al presidente di Confapi, Cristian Camisa. E ovviamente un sentito grazie all'uomo, allo scrittore e al governatore della regione più amato della nazione, primatista assoluto di consenso, simbolo del buon governo e bandiera del buon lavoro e dell'operosità dei suoi veneti. Oggi nella duplice veste di governatore e scrittore di un libro iconico, a partire dal titolo "I pessimisti non fanno fortuna", che già dal titolo crea assoluta sintonia ed empatia con la nostra comunità imprenditoriale. Un grande e caloroso benvenuto al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Tutto è pronto per cominciare i lavori. Ovviamente chiamiamo al podio il Presidente di Confapi Padova, Carlo Valerio. Buonasera. Mi piace per voi, ma questa sera mi hanno chiesto di essere particolarmente breve, quindi vi mancherà una parte del divertimento. Avete visto dove siamo? Questo scenario, questi edifici sono stati costruiti negli anni, nei secoli, uno dopo l'altro, da persone diverse, ogni volta con stili e con disponibilità economiche diverse, ma sempre in un rispetto assoluto per il luogo dove erano e per ciò che avevano accanto. Questo è il Veneto, anche nel suo spirito più profondo. Ed ora io vorrei chiamare Manfredi, per favore, Marco,
Luca e sembrano i... sì. E William, grazie. Prego, state qua con me. Luca Fraccaro è il presidente di Confapi Treviso. Manfredi Ravetto è il presidente di Confapi Verona. Marco Zecchinelli è il presidente di Confapi Venezia e William Beozzo è il presidente di Confapi Vicenza ed anche di Confapi Veneto. Perché è giusto che siano qua? Perché noi oggi siamo a Padova, ma avremmo potuto essere a Verona, a Vicenza, a Treviso, perché Confapi, e abbiamo anche il nostro presidente nazionale, è un'entità unica, fatta di imprenditori e di persone e dei loro collaboratori che lavorano insieme proprio con quello spirito del Veneto che poi sentiremo descritto anche nei libri. Gli ospiti di questa sera sono Don Dante Carraro, che è una persona di fede, che insieme a tanti laici si occupa delle ferite fisiche, morali ed esistenziali delle persone nei luoghi più disgraziati del mondo e torna a casa con sorrisi e dignità. QAM è un'organizzazione della Curia di Padova, quindi di nuovo una struttura che nasce da questo territorio. Abbiamo poi il nostro presidente nazionale Cristian Cammisa, che rappresenta più ampiamente la nazione nella quale noi operiamo e in particolare rappresenta Confapi, organizzazione nazionale. E poi abbiamo uno scrittore, non è più solo un giovane scrittore, è uno scrittore di età media che ha scritto 3 libri, l'ultimo del quale verrà presentato questa sera e noi siamo grati per questa presentazione. E per inciso, ma l'aveva già spoilerato, si direbbe in televisione, Davide, è anche presidente della regione del Veneto, presidente il più apprezzato da tutti i suoi concittadini. E il come mai, se non vi bastasse vivere in Veneto, lo capirete dopo che avrete letto il suo libro, perché nel suo libro c'è il segreto del perché lui riesca a fare queste cose così bene. E poi, soprattutto, ci siete voi, ci siamo noi, tessere di un mosaico molto grande. Alcuni di voi sono già associati di Confapi Padova, altri, mi auguro, decideranno di associarsi, ma oggi sarà un'occasione per scambiare pareri, sensazioni, sguardi, emozioni che poi serviranno a costruire magari nuovi progetti, nuove imprese, che siano esistenziali o economiche o produttive, perché le nuove imprese in sviluppo sono il sale della vita. E vorrei chiudere con un accenno, ed è un ricordo che non occorre fare al nostro scrittore presidente, ma è per tutti noi. Questa regione da 1300 anni ha dimostrato di essere aperta, colta, pronta ad accogliere, pronta ad andare a diffondere il verbo, la cultura, l'economia e la ricchezza in giro per tutto il mondo. Questa regione aspetta un meccanismo di autonomia amministrativa che non vuol dire vogliamo tutto noi, vuol dire abbiamo la necessità e sappiamo affrontare la sfida di una autonomia amministrativa che ci consentirà di fare ancora meglio di quanto non riusciamo a fare per la nostra nazione, per la nostra regione, per la nostra nazione con cui potremo condividere ancora fondi, e all'Europa in generale, che dall'Italia e dal Veneto molto si aspetta. Grazie a tutti voi.
Grazie mille al Presidente, grazie a tutti voi, grazie alle autorità che non ringrazieremo singolarmente perché davvero abbiamo avuto un riscontro meraviglioso, ampio. Ci tengo solo a citare il nuovo prefetto di Padova. Un secondo. La vedete questa? Non tutti la vedete. Questo è il simbolo di QAM, ma è scritto in cirillico, perché per una serie di motivi, perché il mondo è tutto paese, in Ucraina preferivano che non ci fosse scritto medici per l'Africa, perché dicono noi non siamo africani. Ma io ho voluto mettermi questa maglietta invece che una giacca e una cravatta per un motivo ben preciso, perché questo per me è come se mi avessero dato una medaglia al valore, perché io sono andato là, ho incontrato queste persone, ho cercato di capire e sono orgoglioso di averlo fatto. Grazie. Allora, nel chiamare sul palco Gaia Padovan a lasciare la conduzione, ci tenevo a dare un caloroso benvenuto al nuovo prefetto di Padova, Francesco Messina. Grazie Davide. A te. Grazie a tutti quanti, ovviamente grazie a Confapi che mi ha voluto qui oggi, per me è sempre un piacere tornare a Padova. Beh, la location è strepitosa, lo vedete, Confapi fa un lavoro eccellente perché come tutti voi sapete dal 47 che insomma sta a fianco alle piccole e medie imprese che in Veneto più che mai, lo sapete, sono davvero la colonna portante di questo sistema produttivo eccezionale. Confapi tra l'altro è particolarmente generosa, questa è una platea di imprenditori generosi perché avete sostenuto quella che è la missione di Don Dante Carraro, che è il direttore del QAM Medici con l'Africa, che intanto invito a salire sul palco qui con me. Con poche ore avete raccolto diverse migliaia di euro che servono per una missione fondamentale e dunque insomma grazie davvero, grazie a tutti voi. Non faccio i ringraziamenti diciamo di tutte le autorità presenti perché siete davvero tanti, non vorrei far torto a nessuno, ma qui c'è ovviamente il Comune, il Consiglio, i vari consiglieri, la Camera di Commercio, eccetera eccetera. Allora Don Dante Carraro, mente, anima e corpo e cuore del QAM, con tanti volontari, tante persone che lavorano, lo dicevamo, no? Purtroppo nel febbraio 2022 è iniziata questa terribile invasione della Russia in Ucraina, vediamo ancora immagini drammatiche, no? A distanza di tanto troppo tempo, sono a 2 passi da casa, milioni di sfollati, di rifugiati. Quello che voi fate è fondamentale, grazie anche, diciamolo, a Confapi, grazie alla Regione Veneto che ha messo a disposizione, mi pare 4, giusto? 4 ambulanze, voi state aiutando molto a livello logistico per i medicinali, con un focus particolare sulle mamme e sui bambini. Raccontaci, Don Dante, come sta andando e grazie per tutto quello che fai davvero, perché abbiamo bisogno di persone come te a proposito di ottimismo, no? Di cui parleremo tra poco. Grazie. Un grande applauso a Don Dante Carraro e a Medici con l'Africa. A febbraio c'è l'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina e noi ci portiamo nel nome la nostra missione che è Medici con l'Africa. Quindi quando qualcuno mi vede sa che noi lavoriamo come medici nel continente africano. Però non c'è dubbio che una cosa vicina a casa come è l'Ucraina, parte di fatto dell'Europa, ci ha interpellati e ci ha detto ok, ma noi restiamo a guardare a fronte di quello che stava capitando. Avevamo le diocesi locali che ci chiedevano aiuto e avevamo anche le autorità locali, in particolare dalla parte ovest dell'Ucraina, zona di Cernizze in particolare, una oblast di 300.000 abitanti, con questa città, dove si erano spostate dalla parte est del paese verso la parte ovest quasi 100.000 tra mamme e bambini. Noi ci siamo sentiti interpellati dal fatto che c'era l'Ucraina a un tiro di schioppo e dal fatto che facciamo mamme e bambini, intendo dire che ci prendiamo a cuore particolarmente mamme e bambini in Africa, non lo facciamo, fra virgolette, vicino a casa. E abbiamo detto, ci mettiamo in gioco, mettiamo a disposizione la nostra esperienza anche in quei contesti là. E devo dire che fra le prime associazioni che hanno cominciato a sostenerci,
la prima proprio, devo dire, adesso non perché c'è qua il presidente Luca Zaia, però il fatto è che qua ci ha messo a disposizione 4 ambulanze che sono state vitali, perché anche in un campo sfollati la gente si ammala, anche in un campo di sfollati le mamme partoriscono, non è che la gravidanza, siccome c'è un'emergenza, ti è là altri 2 mesi e che parturimo fra 2 mesi, non è che ti dice lo facciamo solo dalle 8 del mattino alle 8 della sera, alle 2 di notte, alle 5 del mattino, a mezzanotte, e succede sempre. Avere 4 ambulanze messe a disposizione dalla Regione Veneto che erano in buono stato, dalle ULSS varie, le abbiamo portate lì, è stato un grandissimo aiuto per il trasferimento di questo. E poi cosa capitava? Capitava che i primi a essere bloccati sono stati gli ospedali, diciamo, per le cure a lungo termine, in particolare quelli oncologici. E abbiamo una regione, compreso lo IOV, che è regionale, ma non solo, che hanno messo a disposizione farmaci antiblastici, insomma, per le patologie neoplastiche, va bene, con le quali abbiamo dato la prima risposta anche all'ospedale di Cernizze, che sono andato a visitare, un ospedale grande, e la domanda prima era: ci aiutate in particolare con questi farmaci, che sono farmaci complicati, e i pazienti devono continuare la terapia, non è che puoi sospendere perché il farmaco non arriva. Ecco, e questo qua l'abbiamo fatto con l'aiuto del sistema sanitario veneto, che ha messo a disposizione tutto questo, ed è stato all'inizio proprio. Facciamo un applauso alla Regione Veneto. Sì. E poi devo dire, siamo alla Confapi, e io dico un grazie grande alla Confapi, perché 20.000 euro ci hanno consentito di dare le prime risposte proprio a questo grande campo di sfollati di mamme e bambini. Io sono stato là 3-4 giorni, sono andato là che cominciava il freddo. Quando è freddo, siccome me l'avevano detto, mi sono vestito con camicia pesante, maglione, un altro maglione, a giacca a vento, a voglia. Presidente nazionale qui, il dialetto nostro, insomma, viene fuori, no, dico, ma ha avuto a vedere che ho freddo, dico, porca della miseria. Beh, devo dirvi che dopo 3 ore che ero là, avevi freddo dappertutto, e c'erano la fila di mamme con i bambini che venivano avanti, ognuna gli davamo un pacco di cibo, di alimentari, quindi con farina, olio, riso, insomma, cose da mangiare, proprio quelle, tonno, sardine, Simmental, carne in scatola, voglio dire, no? Ecco. E poi davamo coperte, perché c'era freddo, e giocattoli per i bambini, in modo che i bambini potessero cosare. Questo è stato a livello personale. 100.000 persone sono tante, è ovvio che noi eravamo uno di quelli che distribuivano queste cose, ma l'abbiamo fatto con i soldi della Confapi, per quello che sono stasera desideroso di dirlo ad alta voce, che c'è una fetta d'Italia, va bene, magari non tutta, che comunque è sensibile a ciò che capita attorno a noi e che interviene, e che dopo il cui presidente parte con la macchina e vuoi andare a vedere, perché dopo noi siamo fatti così, vogliamo toccare con mano se sta, Madonna, vieni a vedere. Così come i generatori, pensate, per un campo, io ho visto, vivevano in tende oppure in queste scuole abbandonate, hotel abbandonati, eccetera. E allora dare un generatore che dà luce, dare, per esempio, come abbiamo fatto, dare gasolio, aiutarli con coperte perché c'era freddo, dare, insomma, è stato un aiuto preziosissimo, le tende stesse, ecco. Questo è stato quello che abbiamo fatto nella prima fase. Adesso stiamo continuando, sapendo che la situazione sta evolvendo, quindi adesso sta facendo fatica per i disabili, gli anziani e i più poveri, e quindi stiamo andando in queste aree qua, perché sono quelle che sono rimaste più vicino a Kiev, per quello che abbiamo aperto dopo Cernizze anche Kiev. Mi fermo. E dunque si continuerà, però velocissimamente un punto a cui giustamente tiene molto Don Dante, che è ovviamente l'Africa, perché c'è un legame stretto in realtà tra l'Ucraina e l'Africa. Voi
usando le parole di Carlo Levi, la violenza dei privilegi, quando sono aumentati, no, il caro energie, tutti voi che sapete, siete degli imprenditori, l'avete vissuto personalmente, ma anche le famiglie, e così come quando quelle navi con tonnellate di grano sono state bloccate nel porto di Odessa. Noi l'abbiamo vissuto in prima persona, ma laddove davvero si vive la fame, si muore di fame, si è vissuto in modo ancora più drammatico. Che cosa è accaduto? L'aiuto dall'Ucraina deve allargarsi a un po' a tutto il contesto, specie africano. Il grano in Etiopia è passato da 50 birra al quintale a 2000 birra al quintale. Le famiglie mangiano meno, i bambini non mangiano e abbiamo l'ospedale di Gualisso pieno di bambini malnutriti. Un paio di guanti è passato da 5-10 centesimi, quelli che usano i medici in pronto soccorso, gli infermieri, no? 5 centesimi, 10 a €1 un paio di guanti. Un imprenditore veneto ci ha dato 180.000 paia di guanti, perché ho detto, ero andato a fare una serata, ho bisogno di tanti guanti, dico, un guanto costa €1, ne consumiamo 500 al giorno, fai i conti, sono 180.000 all'anno, me li ha dati 180.000, per dirvi sta nostra... La generosità, sì, no? la generosità. La Sierra Leone, e devo dire anche qua, grazie all'aiuto della Regione Veneto, abbiamo impiantato il sistema di 118, l'unico paese africano che ha un sistema nazionale con le ambulanze, che funziona a livello nazionale, l'unico paese in Africa. Le ambulanze hanno funzionato fino all'inizio della guerra, adesso il gasolio è passato da 8.000 leoni al litro a 25.000 leoni al litro, le ambulanze funzionano 5-6 giorni al mese. Allora abbiamo bisogno anche in questo continente, perché il mondo è uno e se vogliamo creare futuro dobbiamo sapere che o cresciamo insieme o non cresciamo nessuno. Grazie di cuore a tutti voi. Grazie mille davvero a Don Dante Carraro, dunque a Medici grazie. con l'Africa, al QAM. Approfitto per dire, visto che è qui con me, che se volete come dire, ancora di più contribuire alla causa del QAM, all'interno del materiale che voi avete, che vi hanno consegnato all'ingresso, c'è una busta. Ecco, lì potrete mettere un'eventuale nuova donazione, lasciarla quando uscite a destra, lì c'è una cassettina delle persone, ma si può anche banalmente comprare il cappellino di Confapi, 10 euro, e anche lì contribuirete. Un piccolo contributo che però è di grande aiuto. A questo punto io chiamo qui sul palco con me il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nonché scrittore. I pessimisti non fanno fortuna. Grazie a Luca Zaia. Grazie. Dove ti vuoi mettere? Dove vuoi tu? No, intanto grazie. E chiariamo subito una roba. C'era scritto abbigliamento informale. Esatto. Cosa vuoi questi? Questo è un fuori programma. Questo è un fuori programma. Non so che cosa sta succedendo, ma... Zaia, presumo, Presidente, che è l'Università Patavina, i Goliardi probabilmente. Sì, sono i Goliardi. È che sono ancora a piede libero, prefetto. Esatto, abbiamo il prefetto in prima fila, attenzione a quello che fate. Ma i Vegamo, Cosa volete? Allora, io sono il tribuno delle genti venete, capo dell'università, e quindi le do il benvenuto sul mio territorio. Siamo Grazie. qui. Siccome ha gradito la tradizione della consegna della gallina padovana ai rettori che si fa durante l'inaugurazione dell'anno accademico, abbiamo voluto portare anche a lei un omaggio simile, che tanto tra galletti vi intendete. No, ma è un gallo questo, non è la gallina di Polverara, allora. No. Intanto non è padovana. No. Giusto? Non è padovana. Cioè io da veterinaria, insomma. Cosa devo fare? Non so se vuole prenderla. E adesso dove la lasciamo questa? Questo è un omaggio per il Presidente. E dato che sappiamo che apprezza moltissimo i prodotti locali, come i Veneto Creators, hanno pensato di renderle omaggio anche con degli altri doni goliardici. No, scusa, vorrei parlare. Questo non è un gallo comunque, È un polletto. È magico. Ha fatto l'uovo, Questa è una gallina. Allora È ricambi tuo. al dono? Prego. È un nuovo sodo? È un uovo sodo. Siccome, come diceva Samantha, lei è un amante dei prodotti del territorio. Ma è maestrata questa? No. Quanto ha bevuto? Gli ha dato da bere lui.
siccome appunto lei è un amante dei prodotti del territorio, le abbiamo portato degli omaggi in Bacco, Tabacco e Venere, come da nostra tradizione godereccia e di vita da studenti. Allora, per Bacco abbiamo portato questo vino, un Nero d'Avola, venetissimo. Per Tabacco le abbiamo portato dei Toscanelli, anche questi venetissimi. Infine, per Venere, questo baldo giovane siciliano venetissimo che le canterà una serenata. Ciuri, 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 mo tutto l'anno. A posto, per carità, risparmia le nostre orecchie. Scusa, avete visto a che livelli arriva la disperazione degli studenti? Detto questo, se per sdebitarsi vuole offrirci da bere qualcosa al bar di là, È tutto pagato al bar. benissimo, perfetto. Vai. Va bene, allora grazie ai goliardi Pattavini, grazie per questa improvvisata, per questo dono che solitamente si fa a inaugurazione di anno accademico, ma il presidente è sempre molto autoironico e sicuramente apprezzato. No, volevo solo dire che il Nero d'Avola è una brutta copia dell'Amarone. Ecco. Saluto anch'io il prefetto, un super applauso a un grande prefetto. Sì. Fidatevi, Francesco Messina. Avrebbe un po' il prefetto il cognome incompatibile con le politiche del Veneto, però ci sta. Benvenuto. Allora, Presidente, intanto devo dire che mi fa molto piacere essere qui perché normalmente ti presentano sempre solo direttori di testata. Io sono appena stata promossa vice capo servizio Mediaset, che sia di buon auspicio. Applausi. Che sia di buon auspicio, però. Veneto di OCG anche questa. Ecco. Senti, prima di entrare nel vivo, nel dibattito Prego. di questo libro, una curiosità, ma scrivi di notte perché sei... Stavo pensando, possiamo spostarlo? Sì, possiamo spostarlo, tanto serve in conclusione di lavori. Dicevo, una pura curiosità mia, quando è che scrivi di notte? Perché sei molto impegnato. Quando è che scrivi i libri? Cioè, quando c'ho tempo? No, perché è impegnativo scrivere un libro. Questo è il 6º libro, vabbè, ma io non sono uno scrittore, questo lo sapete. Però è un'occasione e ringrazio Confapi per l'invito, veramente grazie di cuore per questa opportunità, un posto stupendo peraltro, e è l'occasione per un amministratore come me di mettere nero su bianco, in maniera analogica se ci pensate. No, si dice sempre che oggi c'è la memoria digitale, tant'è vero che fate le foto, le perdete tutte dai telefonini, questa è la fine che faranno le foto. Io le sviluppo ancora, dal telefonino le riporto, dal digitale le riporto all'analogico. Però se ci pensate, la modalità più analogica che ci sia per raccogliere un pensiero è un libro. E quindi uno dice scripta manent, resta lì, l'avevo detto, ipse dixit, lui l'aveva detto. Ed è un po' questo, se leggete ad esempio il penultimo libro, Ragioniamoci sopra, è stato anticipatorio di molte cose che sono accadute. Questo lo è peraltro perché sul fronte dei diritti civili ha aperto, diciamo, un dibattito a livello nazionale che oggi è attuale, ma quando io scrissi il libro alla volta di maggio 2022, maggio-giugno 2022, non se ne parlava proprio. Un minuto di introduzione, poi lascio ovviamente tutto lo spazio al protagonista. Dico prima una cosa che poi in realtà è molto banale, cioè che è un bel libro, è un libro interessante, un libro che fa riflettere, diciamo un saggio secondo me. È un libro che intanto bisogna leggere perché è un paese che legge poco. Ho incontrato poco fa Fabio Franceschi che è qui, Grafica Veneta, mi ha detto adesso non lo so dov'è, c'era, poco tempo fa c'era, e mi ha detto in Italia si legge 0,6 libro a testa all'anno contro i 6 degli Stati Uniti, per cui insomma leggiamo a estate, avete il tempo di leggere. Sì, vuol dire che leggono tutti i miei. Esatto. Dicevo, è un libro che secondo me interessa ognuno di voi, perché si parla di temi a voi vicini, voi che siete imprenditori, no? Si parla dell'orgoglio veneto, del lavoro, dell'autonomia, che è insomma la battaglia delle battaglie, ma si parla anche di temi etici, che sono, guardate, davvero temi su cui secondo me è giusto oggigiorno avere una consapevolezza, una posizione, sapere di cosa parliamo, ed è qualcosa che riguarda tutti noi, magari non al momento in modo diretto, ma magari un fratello, una sorella, uno zio, un amico. È giusto insomma davvero avere un'opinione a riguardo, e dunque è un libro estremamente interessante che si articola, guardate, non è una autobiografia, però Zaia parte da temi di vissuto personale, per cui racconti personali in questi 9 capitoli, e va ad affrontare questi grandi temi, che sono temi anche delicati, spinosi, ma lui lo fa in modo
come dire, logico, morbido, abbastanza semplice, accessibile a tutti, dunque è molto interessante perché lo fa con grande equilibrio, con una visione lucida e molto contemporanea, devo dire. Per me è un atto di generosità, una sorta di lascito, d'affetto nei confronti dei veneti. Dicono un manifesto politico, secondo me no, secondo me è qualcosa di più. È Zaia uomo che intimamente si racconta e dice: queste sono le mie idee, no? Sono le mie idee e forse esorta anche ad avere delle idee, a esporsi, perché in un momento in cui tutti si fanno, diciamo, battaglia ideologicamente su certi temi, lui dice no, ci vuole equilibrio, ci vuole una no-fly zone, un campo neutro in cui tutti ci capiamo e in cui non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Possiamo metterla così? Sì, la prossima volta ti farò scrivere la prefazione del libro. Guarda che ti prende in parola, grazie. Presidente. Ma io non oggettivamente a figura terza non ho mai fatto fare le prefazioni, ma se dovessi decidere mi ricorderò. Brava, veramente grazie. E poi sapete, nelle presentazioni di libri, io ne ho fatte tante, c'è sempre un'inquietudine. Capisci dalle prime parole se quello che ti presenta ha letto il libro. E fidatevi che ce ne sono tanti che il libro non lo leggono, ma non la faccia tosta di presentarlo. Ecco, quindi bravo. È anche hai fatto una citazione di cronaca, diciamo la verità. Anche. Ha fatto 2 passaggi che se avesse studiato su Bignami non ci sarebbe arrivata. No. L'ho letto e lo sai che l'ho letto perché ho mandato anche una foto. Vabbè, tanto sei ero su intercettato, bordo piscina, per cui... non so se leggevi o prendevi No. E visto che lui è uno molto autoronico, mi ha anche detto non hai nient'altro da fare, come per dire. Ma no, era una battuta, ovviamente. Ma guardate, è davvero un libro da leggere. Io sto dalla parte del lettore. Intanto questo non è un libro autobiografico. Si compone di 9 capitoli più l'introduzione. Io direi che se uno legge l'introduzione già si fa un'idea. Quindi, però non andate nelle librerie a leggere l'introduzione e lasciarli il libro, perché insomma c'è tutta una macchina dietro un libro. Magari poi ne parliamo. Quindi ringrazio Marsilio Editore, ringrazio Fabio Franceschi che ha stampato il libro, non so se è qui Fabio, se no lo salutiamo, che fra l'altro mi ha anche regalato Don Dante, che saluto, 13 milioni di mascherine, quando le mascherine in Italia non ce n'erano. Sono riusciti a mandarmi in AS dopo, no? Perché in Italia funziona così. Perché ho avuto pensate, ho avuto la colpa di ricevere gratuitamente le mascherine da un donatore che è stato Fabio e ho avuto la grande colpa di definirle mascherine e un cittadino mi ha denunciato perché non sono dispositivi medici, perché le ha fatte in tipografia e quindi mi sono ritrovato anche in ASC e sono venuti a capire cosa stava succedendo con la gente che moriva, siamo nel febbraio 2020, marzo 2020, e piangeva perché non aveva mascherine. I nostri medici, chi riusciva a comprarle le pagava anche 30 euro una FFP2, questo è quello che accadeva in quei giorni. Detto questo, 9 capitoli, un'introduzione, i 9 capitoli hanno tutti un racconto iniziale personale che ti accompagna nell'affrontare l'argomento che viene trattato, e quindi un po' una modalità, diciamo, dolce, come l'hai definita, ben venga, per accompagnare il lettore. Il libro si legge in 11 ore, quindi se dovete programmare un viaggio o qualcosa, in 11 ore lo leggete. Io l'ho letto 6 volte, non lo leggerei mai più per la 7ª volta. Però dietro le quinte a me appassiona di più. Il libro si scrive, quando chiesero a Michelangelo come avesse fatto a fare la Pietà, voi sapete che la Pietà è una statua strepitosa, ma strepitosa a dir poco, Michelangelo sai cosa rispose? Ho tolto tutto il marmo in più. E il libro nasce così, nasce che tu raccogli in un brogliaccio dei pensieri, poi li metti in fila e pian piano viene affinato. Per questo lo leggi 5-6 volte. Non è solo un tema di correzione, ma anche un tema di convincimento del messaggio che tu vuoi dare. E quindi il libro è laborioso, cioè ha una grande lavorazione, e penso che debba essere giusto l'invito che facevi alla lettura. Dopodiché è ovvio che tutti noi siamo impegnati, è vero che nel mondo digitale la lettura viene agevolata, l'assunzione di informazioni. Una volta noi ci compravamo l'enciclopedia da bimbi, no? Parlo con quelli più o meno della mia età. Oggi internet ci dà tutto. Però, nonostante questo, il libro non è mai stato soppiantato. Fra l'altro non è un caso che il più grande stampatore al mondo è qui, in Veneto, e a Tre Baseleghe, che è Fabio Franceschi con Grafica Veneta. Che ha stampato il tuo libro, infatti. Allora, io partirei proprio dal primo capitolo, no? Che è Il tempo della guerra, perché abbiamo appena sentito Don Dante Carraro, tu nel libro parli di 2 cigni neri con cui ti confronti nel giro di pochissimi mesi. Cioè un amministratore che si ritrova a 2
eventi catastrofici come questi e si ritrova a doverli gestire. Ecco, nonostante questo, nonostante le grandi difficoltà, tu in qualche modo continui col tuo ottimismo, questa iniezione di fiducia che è come se incitassi ad avere, no? E effettivamente qui abbiamo tanti imprenditori. Possiamo dire che loro sono anche un po' l'esempio, perché è anche un po' il dato che racconta il PIL della nostra regione. Nonostante questo ci si rimbocca le maniche, nonostante il caro energia, il dramma insomma del Covid, eccetera, e si va avanti. E anzi, i dati sono incredibili, Presidente. Allora, da lì parte il titolo, no? Solo i pessimisti non fanno fortuna, che è la frase che spesso dico ai miei team. Qual è il ragionamento? Il ragionamento è che qualora, con la licenza, Madondante è un uomo di mondo, posso dirla, no? No, adesso devo dire una parolaccia. E qualora qualcuno andrà a scrivere prima o poi la storia del nostro tempo, se ci pensate, che è un tempo complicato, no? E dirà, e sarebbe legittimato a dire Don Dante, quelli erano degli sfigati. E vi spiego perché. Nassim Nicholas Taleb, che ha scritto un grande bestseller che si chiama Il Cigno Nero, ha scritto anche L'Antifragile, ma Il Cigno Nero è un libro che racchiude una filosofia di pensiero. Lui cos'è che dice? Dice, ma i cigni noi pensavamo tutti che fossero bianchi e a un certo punto nello scoprire il mondo gli scopritori hanno scoperto che il cigno è anche nero. Se io avessi chiesto a voi stasera di che colore è il cigno, tutti avreste risposto bianco, ma il cigno è anche nero. In Asia lo trovate nero e diciamo alla scoperta del cigno nero Nassim Nicholas Taleb che metafora usa? Dice, ma guardate, il cigno nero è un evento imprevedibile, quando te lo trovi davanti ti toglie ogni certezza, tu pensavi che fosse bianco il cigno, ed è comunque un elemento che segna la vita di una comunità. Ovvio, non stiamo parlando del cigno, ma stiamo parlando dell'evento che per metafora viene associato al cigno. Che cos'è un cigno nero? È un grande evento della storia che scombina gli equilibri della storia. Allora noi siamo l'unica comunità, per questo ho detto sfigati, siamo l'unica comunità, e da lì parte l'idea di questo libro, che ha vissuto due cigni neri in maniera molto ravvicinata. Nella storia non è mai capitato. 21 febbraio 2020, cigno nero Covid, e guardate che il Covid è stato uno dei più grandi cigni neri della storia, 10 milioni di morti nel mondo. 15.000 mi pare in Veneto, no? 18.000. Bernacca diceva che l'uomo non ha memoria storica, ve lo provo io adesso. Ormai non ci ricordiamo più che a New York si scavavano le fosse comuni. Se andate su internet e digitate città deserte Covid, vi viene fuori un filmato che è inquietante, vi viene il magone. Vedete New York, vedete Berlino, Rio de Janeiro, Sydney, Tokyo, vedete città vuote, filmate durante il lockdown. Il lockdown, qualcuno dice ancora che sembra che sia una storia italiana, è stato mondiale. Allora, questo è stato un grande cigno nero. Adesso sono tutti premi Nobel della medicina, sa tutto. All'inizio, se andavamo anche col silicone a chiudere le finestre, erano ancora più felici. All'inizio non si sapeva quanti sarebbero rimasti vivi. All'inizio avevamo le polmoniti interstiziali bilaterali, serviva il respiratore, poi ovviamente le mutazioni del virus, del genoma del virus, hanno portato a delle varianti che sono molto influenzali. Guardate, il professor Palù, che è un grande virologo, lo annunciava già dai primi giorni, diventerà la nostra influenza. Secondo cigno nero quando arriva? 24 febbraio 2022, la guerra. Cioè, l'Europa entra in guerra. Non la viviamo da vicino rispetto al campo di battaglia, ma la viviamo con i profughi, 150.000 profughi in Italia, dei quali 18.000 in Veneto. La viviamo da vicino con l'economia di guerra, prima avete parlato dell'economia di guerra, avete sentito i racconti di Don Dante, quindi chi scriverà la storia dirà, oh sfigati, 2 cigni neri in 24 mesi. Guardate che è una roba folle quello che sta accadendo, però solo i pessimisti non fanno fortuna. È la storia della resilienza, dell'umanità. Pensate che noi abbiamo più veneti fuori dal Veneto che in Veneto. E questa è la storia di un popolo che moriva di fame, è andato a giro per il mondo non a riempire le carceri, ma a portare civiltà, a portare gentilezza e buona educazione, a volte anche affermandosi. Abbiamo dei capitani di industria, dei grandi. Pensate, noi abbiamo avuto il governatore di Sydney, James Gobbo, oppure Frank Sartori, il più grande costruttore di grattacieli al mondo, è veneto, e molti altri ancora. E quindi solo i pessimisti non fanno fortuna. Questa è una comunità, e le imprese lo dimostrano, che sapendo resistere agli effetti negativi della storia siamo riusciti comunque a raggiungere il pelo dell'acqua e a respirare.
Guardate, noi non abbiamo un modello di sviluppo fordista. Cos'è il modello di sviluppo fordista? Cioè io prendo una verga di ferro, la faccio entrare in un capannone e esce l'automobile. Quello è il fordismo, no? Cioè, noi siamo il distretto industriale diffuso, l'80% delle nostre imprese ha meno di 15 dipendenti. Da noi ognuno fa un pezzetto di quell'auto. I magazzini ce li abbiamo in strada, nei Ducato, nei furgoni. Questo è un modello che è flessibile al massimo. Infatti noi perché facciamo alta tecnologia? Siamo i primi produttori, per dire, 70% degli scarponi da sci del mondo vengono prodotti a Montebelluna, l'high tech, adesso la tecnologia aerospaziale, il fashion, tutto il distretto del fashion, pensate a quante marche di moda abbiamo e molto altro ancora. Per dire che comunque noi abbiamo una flessibilità che è unica, e abbiamo un saper fare che è straordinario e un popolo che è creativo. La storia non è acqua, 1100 anni di Repubblica Veneta hanno segnato comunque il nostro saper vivere. Non è un paese per giovani, è il secondo capitolo, è una citazione. Tu parli tanto, ci tieni tanto ai giovani, no? Dici che in politica non se ne parla mai abbastanza, che c'è, ed è vero, e faccio anch'io un mea culpa, una narrazione sbagliata oggi, anche da parte nostra, di noi professionisti della comunicazione. Si parla sempre troppo male dei giovani, di questa generazione. Invece tu dici che sono talentuosi, sono pieni di consapevolezza, di cultura, in un paese poi come il nostro che insomma dovrebbe puntare tantissimo sui giovani. Tu chiudi anche con una sfida perché sei sempre molto pragmatico. Volevo chiederti, qui abbiamo tanti giovani imprenditori, no? Tanti imprenditori che con le loro imprese poi fanno innovazione, guardano a quel futuro di cui tu parli tanto. Tu dici, quando racconti all'inizio, parte sempre, come dicevo, con un vissuto, un aneddoto. Da piccolino, da bambino, con gli amici faceva il mercatino a bordo strada, no? Vendeva Topolino, Tex, le figurine, come facevano un po' tutti. E poi a 6 anni riceve la sua prima tuta da meccanico. E lì racconti questa sorta di legame con il lavoro, questo richiamo ancestrale, lo chiami, no? Il lavoro è qualcosa di proprio di insito nei veneti, qualcosa che fa la differenza in qualche modo. Sì, ti dirò che questo è un capitolo, uno dei capitoli che amo di più, sono una trentina di pagine. Perché non è un paese per giovani? Intanto il corpo elettorale rappresentato dai ragazzi è minoritario. Il governo del paese passa attraverso il consenso sociale, lo diceva Rousseau, no? Il popolo ti delega a rappresentarlo. Rousseau diceva anche: e quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. Abbiamo visto qualche danno strada facendo, però c'è da dire che oggi noi rappresentiamo adulti e anziani, rappresentiamo la maggioranza del corpo elettorale, quindi ci riempiamo tanto la bocca parlando di giovani, ma alla fine la vera domanda da farsi è: ma quanto siamo disposti a rinunciare a favore dei giovani? E ancora, ma perché non potremmo candidarci ad essere il paese dei giovani? Ma guardate, questa non è utopia, no? Non c'è un cittadino del mondo che non nasca immaginando di vedere almeno una volta nella propria vita l'Italia, il Veneto, Venezia, insomma il paese più bello del mondo e la regione più bella del mondo nel paese più bello del mondo, che è il Veneto. Detto questo, se io chiedo a voi, anche perché se no fra un quarto d'ora voi cominciate a leggere i messaggi sul telefonino, voi sapete quando vai ai convegni, io ci vado pochissimo perché non mi piacciono, c'è sempre la sala buia. A un certo punto inizia la sala che è buia, a un certo punto è illuminata, sono tutti con le facce illuminate dei loro telefonini. Questo è un classico. Ma qua si sta talmente bene, 7:30 il buffet, per cui ancora mezz'ora ce l'abbiamo. No, ma io ho capito che sono venuti per il buffet, cioè, questo l'avevo capito. Però i 2 minuti che vi coinvolgo con delle domande. Secondo voi, la risposta non la chiediamo a Don Dante, gli diamo la bolla papale, a te la domanda non la faccio. Cosa ci vanno a fare i cittadini in Portogallo? Chi è che si avventura nella risposta? I pensionati in Portogallo. Prego? Allora, Don Dante, qua voi avete ancora tanto da lavorare. Io avrei risposto, Don Dante avrebbe detto, a Fatima. Però la verità è che il Portogallo si è candidato a essere il paese, diciamo, fra virgolette, degli anziani, perché propone una fiscalità di vantaggio per chi ha la pensione. Allora immaginate se noi riuscissimo a dire ai nostri giovani e ai cittadini del mondo giovani, con determinate caratteristiche, che l'Italia si candida a essere il paese dei giovani. Tanto abbiamo substrato, il paese più bello del mondo. Potremmo cominciare a dire, ad esempio,
che questo paese si dà come regola di certificare tutte le leggi, le produzioni diciamo legislative che fa e magari metterci, sapete c'è il bollino green adesso, no? Dappertutto, che è un prerequisito per i giovani, non è un punto d'arrivo ma un punto di partenza. Noi potremmo pensare di essere young friendly, cioè amici dei giovani. Potremmo addirittura dire ai ragazzi del mondo che se venissero qui con determinate caratteristiche di età, di reddito e di progetti di vita, potremmo dire che lo Stato interviene nelle garanzie. I giovani sono precari, i giovani non riescono a comprarsi una casa, ma lo Stato potrebbe intervenire a garanzia, non costerebbe nulla, affinché le rate d'affitto si trasformassero in rate di acquisto, di mutuo per acquistare le case e molti altri progetti che riusciremo a fare. Però con i giovani dobbiamo anche rompere una narrazione negativa, lo dico alle imprese, lo dico ai genitori. E sentite, noi parliamo sempre di fuga dei cervelli. Allora, i dati che ci danno oggi, allora, il Veneto ha una fuga mediamente di 4.500 ragazzi all'anno dai 18 ai 34 anni. Abbiamo un dato che ad esempio non si dice mai, è lo 0,5 per 1000 di questa fascia di età ogni anno ed è di gran lunga inferiore a quello della Germania ed è, pensate, di gran lunga inferiore a quello della Spagna che ha il 4%. La narrazione negativa però vuole sempre dire ai giovani che qui non c'è futuro. La narrazione negativa fa credere che comunque il successo si fa all'estero. All'estero io penso che ci si debba andare e chi ci va per scelta va rispettato, perché la formazione è comunque una cosa seria, il mondo è globale, non possiamo più pensare che l'unico viaggio possibile sia quello di andare nella città capoluogo per formarsi. I giovani vanno nel mondo, cioè oggi un biglietto di Ryanair comprato per tempo vale 9,90, 20 anni fa, 30 anni fa costava uno stipendio di un cittadino, uno stipendio di un mese. Però sapete, in questi 4.500 giovani, nel dato che ci propinano, non si dice ad esempio che è un dato aggregato e vengono contati ad esempio Gaia tutti i giovani AIRE, cioè ad esempio i figli degli imprenditori che hanno imprese all'estero, penso ai gelatieri, noi diamo lavoro a 22.000 persone in Germania come gelateria veneta. Ecco, quei ragazzi che sono imprenditori, si fanno 6 mesi in Germania e poi tornano qui ogni anno perché è la consuetudine da 30-40 anni delle famiglie, vengono calcolati come fuga dei cervelli. Noi abbiamo chiesto di fare uno studio, l'abbiamo finanziato, affinché ci faccia uno studio non più quantitativo ma qualitativo. Ai ragazzi bisogna dare i dati certi. Io ho chiesto, si prendano 5 anni accademici di laureati in ingegneria, dove sono andati? Che stipendi hanno? Che lavori fanno? In che paesi sono? Che welfare c'è? Perché altrimenti non ne veniamo fuori. Vi faccio un esempio, io avevo un collaboratore che è venuto al ministero con me e poi anche in regione, laureato, masterizzato e anche borsizzato, si può dire, ha avuto 18.000 euro di premio per quanto bravo era. Io ce l'ho tutti così più o meno. A un certo punto mi viene a dire, io voglio girare il mondo. È legittimo, era pagato, prendeva un buon stipendio, gira il mondo. Dopo 6 mesi me lo ritrovo in un quotidiano veneto, apertura di pagine, la fuga dei cervelli, lui vestito da casaro. Sapete cos'è un casaro? Quello che fa il formaggio nel caseificio, quindi vestito tutto di bianco, con una mozzarella gigante, quindi anche fuori misura, quindi incomprensibile. New Zealand, Nuova Zelanda, a fianco un energumero che teneva il latte in un secchio. Allora, se il messaggio è che tu dici ai ragazzi, questo signore laureato, masterizzato, con borsa, è scappato dall'Italia e si è ridotto a andare a lavorare in un caseificio in Nuova Zelanda, dai un messaggio negativo. Perché poi lui ha continuato a girovagare per il mondo, è andato in Brasile, è andato in India ha scoperto la sua vocazione, cioè insegnare yoga, e oggi è insegnante di yoga a Venezia in un appartamentino. Capite che la narrazione è anche un investimento positivo sul futuro della nostra comunità. Quindi io penso che sia fondamentale assumerci anche la responsabilità di quello che diciamo quando parliamo dei giovani. Allora, cominciamo col dire che i ragazzi di oggi, paragonati alla nostra età, quando noi avevamo i loro anni, sono meglio di noi. Quando mai le diciamo queste robe? Guardate che le critiche che noi facciamo ai ragazzi di oggi sono le critiche che i nostri genitori facevano a noi e sono le critiche che i nostri nonni facevano ai nostri genitori, che sono le critiche che i nostri bisnonni facevano ai nostri nonni, che facevano i nostri genitori, che facevano a noi. Quindi noi dobbiamo difenderli sti ragazzi e non possiamo sempre concentrarci sulla pianta che cade, che fa un gran rumore,
e ci perdiamo di vista la foresta che cresce e i ragazzi che hanno voglia di fare, che danno vita a nuove imprese. Confapi ne è un esempio. Quanti giovani avete in Confapi? Tanti ragazzi. E io trovo ragazzi che vogliono investire, che credono nelle sfide. Ovviamente noi dobbiamo essere performanti rispetto anche a dei servizi da dare che non sono quelli analogici. I ragazzi ci chiedono banda larga, ci chiedono infrastrutture digitali, ci chiedono di poter fare business che molte volte sono molto innovativi rispetto a quello che è il business tradizionale che noi magari immaginiamo. Senti, ti svelo un piccolo segreto, io mi occupo anche di questa rubrica che viene onda ogni sera su Italia 1, si chiama MAG, Studio Aperto, e parliamo di eccellenze italiane, ovviamente io parlo del nord-est. E quando siamo a corto di idee andiamo nella pagina social di Luca Zaia, che devo dire, non so se lui personalmente o comunque il suo staff, postano sempre storie di veneti talentuosi, per cui tu non lo sai, ma sei diventato, tu direttamente, un autore televisivo a tua insaputa, però non sarai pagato per questo, per cui ti rubiamo qualche idea, per cui devo dire che sui giovani sei sempre molto molto focalizzato. Senti, tu rompi tanti stereotipi in questo libro e uno è quello del Veneto razzista, no? Tu dici, racconti, parti sempre dal tuo vissuto, racconti di quando arrivò questo ragazzino Francesco, mi pare senegalese, nell'azienda agricola dei tuoi nonni materni, e insomma tu ti avvicini a questa realtà, a questo ragazzo di colore, e poi racconti della tua maestra, una maestra davvero diciamo contemporanea. Devo dire che anche la tua famiglia, secondo me, leggendo il libro, fa capire che ha una visione molto, molto aperta, ti ha aiutato molto, e qui si capisce quanto la formazione faccia la differenza a diventare persone per bene ed equilibrate, che va oltre ai dogmi politici e ideologici, no? Ecco, tu dici il Veneto non è razzista, chiaramente oggi le cose sono cambiate, è diventato molto più difficile, lo sappiamo, però qua ci sono tanti imprenditori che danno lavoro, no? A tanti immigrati, pensiamo 500.000 immigrati in Veneto su 5 milioni, per cui insomma è un racconto sbagliato anche questo che si fa, no? Presidente? Ma sì, guardate, il dato ci dà ragione e dà dimostrazione di quanto sia il livello di accoglienza del Veneto. Sono 500.000, forse anche di più, diciamo, gli oriundi veneti che comunque si sono insediati qui, sono migranti che hanno progetti di vita in Veneto, ormai abbiamo la seconda e anche la terza generazione. Il nostro modello di integrazione, lo dobbiamo dire con orgoglio in giro per l'Italia, ma purtroppo non lo dicono molto spesso i media, è il modello ritenuto il migliore a livello nazionale, perché abbiamo saputo agganciare i servizi all'ospitalità, e dopodiché c'è un mondo che è quello del volontariato che è unico rispetto a questo. Detto questo, per noi vale sempre la regola che se vieni qui devi rispettare le regole, comportarti bene e rigare diritto. Ecco, questo viene inteso come una nota di razzismo, ma non è così. Cioè, se noi non partiamo da questo presupposto del rispetto di chi ti ospita, di rispetto delle nostre regole, vuol dire che tu non hai titolo ad essere ospitato, punto e basta. Stiamo vivendo un momento di difficoltà perché stanno arrivando 150-200 migranti al giorno in Veneto e nel territorio veneto. Devo dire che i prefetti stanno gestendo in maniera assolutamente eccezionale questo problema in questa fase. È ovvio che arriveremo a un punto di non ritorno, cioè tutta l'Africa in Italia non ci sta, e per questo dobbiamo aiutare Don Dante, cioè tutta l'Africa in Italia non ci sta. E poi abbiamo un convitato di pietra che è l'Europa, che vive Lampedusa come il confine italiano, non come il confine europeo. L'anno scorso in Italia sono arrivati quasi 100.000 migranti, quest'anno probabilmente saranno il doppio o forse anche di più. Queste condizioni atmosferiche aiutano le attraversate, senza parlare di quello che poi sono le morti nel Mediterraneo. Ecco, in tutto questo contesto noi come Paese ci sobbarchiamo, diciamo, uno scotto e un impegno che dovrebbe essere condiviso a livello comunitario. L'Europa manca nella sua dimensione politica, manca con l'immigrazione, e non ve lo dice un anti-europeista, io sono europeista convinto, ma è mancata con il Covid, noi siamo arrivati sempre secondi, è mancata con il crollo delle banche mondiali. Vi ricordate il 2008 Lehman Brothers? La Fed faceva le misure sui mercati, attivava delle misure straordinarie, noi arrivavamo sempre da buoni ultimi. Ecco, io penso che l'Europa qui ci debba essere. Dopodiché il tema dell'immigrazione è un tema cogente in questo momento, è un tema che ci porta a dire che nel libro l'aneddoto, ve lo dico brevemente, anche perché dovete comprare il libro, cioè non è che funziona che ve lo racconto. Possiamo svelarvi tutto. E l'aneddoto in cosa consiste? Dico, guardate, ci sono i segni, no? Freud diceva che l'uomo
è l'animale che lascia più segni nella crosta terrestre. Ha ragione, i segni dell'immigrazione in Veneto degli anni 60-70 sono evidenti. Se voi ricordate, non tanto nelle città ma anche un po', ma soprattutto nelle campagne, passavano i marocchini che vendevano uno solo che ha comprato tappeti, bene, i tappeti, ma vendevano anche gli orologi a muro, ve la ricordate? Chi è che non l'ha vista la sveglia con la gallina che beccava il becchime, no? E scandiva i secondi? Insomma, tutte queste cianfrusaglie che penso che tutti ormai le abbiamo buttate via. Ma era il segno che qualcuno apriva la porta, dichiarava la sua ospitalità, c'era una e offriva anche un pasto caldo molto offriva spesso, anche un pasto caldo. come nel tuo caso, per dire, a casa mia, famiglia. i miei genitori, noi non avevamo un'azienda agricola, mio papà è un artigiano, ha un'officina meccanica, e mia mamma casalinga, però da casa mia era dogmatico che se qualcuno suonava il campanello a mezzogiorno, cioè si sedeva a tavola. Io l'ho visto spesso dei marocchini sedersi a tavola. Ecco, oggi i miei genitori non aprirebbero più la porta. E allora uno si dice, ma cosa è successo? Sono diventati razzisti? No, il modello di vengano senza se e senza ma ci porta a questi livelli che poi per colpa di qualcuno, voi lo dite nelle vostre aziende, non si fa più credito a nessuno. E questo è quello che è accaduto. Quindi descrivere i veneti come razzisti è assolutamente un fuori tema e anche irrispettoso nei nostri confronti. Il razzismo è tutt'altra cosa. Piuttosto del razzismo, e cito l'esempio della maestra, cioè se noi parliamo di ebrei e del problema degli ebrei, non possiamo prescindere dall'antisemitismo e non possiamo prescindere dai campi di concentramento. Se osservate, quando si parla di razzismo, ormai non si parla più dell'origine del razzismo. Non si parla più di quello che è stata la schiavitù, di quella che è stata la tratta degli schiavi, e quindi io affronto anche questo tema in questo capitolo di 32 pagine, che se così sapete quanto dura la lettura, nel quale si parla di migrazione, ma si parla anche di razzismo, di schiavitù, e parlo anche di Kunta Kinte. Voi sapete chi è Kunta Kinte? Lo dovete leggere. Allora, prima di andare ai temi etici, che a me devo dire, chiudiamo, stringiamo, una cosa veloce dobbiamo dirla: l'autonomia, la madre di tutte le battaglie. C'è stato un referendum, il 98,1%, lo sapete tutti, dei veneti ha votato a favore. Ecco, oggi possiamo dire che, visto che siamo ottimisti, questo governo sarà quello che la farà. Ci sono le premesse, Presidente, anche perché Calderoli ha depositato la legge, no? Cioè, insomma, l'opinione dei cittadini è molto chiara. Tutto quello che è stato il percorso, che non è stato facile, spesso ostacolato a livello centrale per arrivare a quel referendum. Ci siamo? Cosa dici? L'autonomia è un cambiamento. Allora, premesso che io non ho mai visto i polli organizzarsi la festa di Natale, no? Quindi posso anche capire che qualcuno ha qualche dubbio. Però vi faccio una domanda, la fecero, ogni tanto la tiro fuori sta roba, e così state un po' più attenti. E Friedman, che è stato premio Nobel, Friedman è quello della teoria dei bisogni, gli chiesero se ha più bisogno uno che ha o uno che non ha. Voi cosa avreste risposto? Ha più bisogno uno che ha o uno che non ha? Uno che ha o uno che non ha? Onestamente anch'io avrei detto uno che ha. Invece Friedman, che è premio Nobel non a caso, ha detto ha più bisogno uno che ha avuto e non ha più. Se ci pensate, questa è la condizione nella quale si entra nei grandi cambiamenti culturali, nelle riforme, nell'abbandonare la comfort zone. No? Quante volte ci capita nella vita di dover scegliere di abbandonare la comfort zone in azienda, no? Cambiamo il modello produttivo, concentriamoci su un nuovo prodotto. Cosa pensi? Poi avrò più bisogni, avrò più difficoltà, perché intanto adesso dopo rischio di non avere più neanche quel po' che guadagnavo. E quindi alla luce di tutto questo l'autonomia è lì. Allora, l'autonomia non è la secessione dei ricchi. L'autonomia non è la secessione dei ricchi, perché non esiste la secessione dei ricchi in un paese unitario. L'autonomia non è minare l'unità d'Italia. Se io vi chiedessi qual è il paese europeo più federalista che esiste, voi mi dite la Germania. Beh, la Germania la percepite come una nazione diroccata o una grande nazione? Bene, la Germania ha un'autonomia che questi a Roma se la sognano, siamo ancora non riscaldamento a bordo campo, alle figurine Panini rispetto a quello che ha la Germania. Pensate che la Costituzione tedesca è stata scritta negli stessi giorni della Costituzione italiana. Noi abbiamo la nostra Costituzione del 1° gennaio del 48, la Sicilia ha uno statuto precostituzionale del 46, ma nonostante questo
Noi non siamo riusciti, pur avendo messo le basi per il federalismo, a fare in quei giorni quello che stava facendo la Germania. Noi abbiamo scritto una Costituzione che è autenticamente federalista, e Einaudi diceva, che è stato padre della Costituzione, ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Bene, arrivati qua, non è secessione dei ricchi, non è intaccare l'unità nazionale, non è accentuare le disuguaglianze. Guardate, io penso che l'autonomia sia una vera assunzione di responsabilità. Quale imprenditore di voi accetterebbe di gestire la propria azienda senza il controllo di gestione? Boh, l'Italia non ce l'ha, perché non c'è l'autonomia. Il controllo di gestione è l'autonomia, perché hai centri di spesa e riesci a capire che fine fanno sti soldi. Cioè non possiamo pensare tutta la vita che questo paese possa crescere perché è resiliente, perché è il più bel paese del mondo, perché siamo creativi, perché il debito pubblico aumenta e le diseguaglianze aumentano. Se ci sono due Italie oggi non è per colpa dell'autonomia, è per colpa di un centralismo che non ha prodotto nulla. E io penso che l'autonomia darà voce a quella foresta che cresce, soprattutto al sud, che oggi non ne ha di voce, perché al sud i cittadini pagano lo scotto di una malagestio. Non sto parlando degli attuali governatori, me ne guardo bene, parlo di decenni fa, cioè è un'incrostazione che ormai ha ridotto al minimo il lume dell'arteria. Quindi veramente si rischia di andare al collasso. Noi non abbiamo nessun interesse, quando dico noi Nord, Veneto, non abbiamo nessun interesse che ci siano regioni al sud che vadano a finire male. Però tu non puoi accettare che i tuoi cittadini siano costretti a farsi la valigia per curarsi fuori regione. E non puoi andare a raccontare la favola ai tuoi cittadini, dire il Veneto si ingrassa con i cittadini che vengono dal sud. Sì, noi facciamo 300 milioni all'anno di immigrazione sanitaria. Però ve la spiego io l'immigrazione sanitaria, perché qua nessuno sa come funziona. Noi veniamo pagati in base a una tabella, cioè i famosi DRG, cioè tu fai, che so, un menisco, quello è il prezzo che mi pagano del siciliano che arriva piuttosto che del trentino che viene a curarsi da noi. Ma i 300 milioni, sapete qual è il problema? Che a me non arrivano i tunnel carpali da fare, dove si guadagna. Ma mi arrivano tutte le complicanze, mi arrivano i trapianti, mi arrivano le complicanze magari di interventi chirurgici andati a male e qua fanno i viaggi della speranza, mi arrivano i leucemici, mi arrivano quelli che hanno bisogno di alta specializzazione, dove il DRG sono disposto a farmi punire pubblicamente per quello che dico, e noi lo facciamo volentieri, che sia chiaro, non copre minimamente le spese che facciamo, e lo facciamo volentieri, ma finiti di andare a raccontare la storia che ci arricchiamo con i pazienti che vengono da fuori regione. Lo facciamo perché in Veneto, come dico sempre io, bisogna curare tutti, non dipende dal colore della pelle, dal credo religioso, dalle scelte sentimentali, se hanno un documento o non ce l'hanno, perché in Veneto si curano tutti, al punto tale, a parte che diamo una mano a Cuban, ma al punto tale che persino Emergency con noi ha aperto un ambulatorio a Mestre e anche a Ricettario Rosso, il che vuol dire che sono autonomi come un ospedale. Questa è la verità. La sanità va in questa direzione. Come dico, che sentite, noi solo con un sistema di riorganizzazione della nostra sanità garantiamo l'esito positivo del cancro al seno al 95% delle donne che si ammalano. Positivo vuol dire guarigione. Semplicemente prendendo, quando io sono arrivato, sia le donne che anche molti professionisti hanno fatto casino, ma ho chiesto che si facessero le breast unit e quindi i team operatori avessero almeno sulle spalle 150 operazioni al seno all'anno, quindi non più chirurgia generalista. Bene, oggi noi, grazie a un modello di organizzazione che costa zero, siamo al 95%. Mi chiedo, è eticamente sostenibile che in giro per l'Italia questo dato non ci sia e sia più basso rispetto all'aspettativa di vita? Allora vedete che non è una questione solo di soldi, ma anche culturale. È anche un modello di efficienza, banalmente, perché bisogna dire applauso ai detrattori dell'autonomia, che comunque chi è contro è anche contro la Costituzione, perché è prevista dalla nostra Costituzione, sì, sia chiaro. Questo mi ero dimenticato di dirlo, grazie. No, è fondamentale, perché insomma, siccome si sa da chi viene. No, è giusto, è giusto. Cioè, formalmente, allora, intanto questo governo, non faccio il difensore di questo governo, ma è l'unico che in 100 giorni ha presentato un disegno di legge e ha imposto l'applicazione dei LEP. Anche qui i LEP sono livelli essenziali di prestazioni per i diritti sociali. Cosa vuol dire? Vi banalizzo la storia, che dobbiamo stabilire quali sono gli importi, passatemi
diciamo, una spiegazione molto basica ma che è comprensibile a tutti. Gli importi per alcune, diciamo, servizi che devono essere erogati necessariamente. Tutti hanno invocato il LEP, noi diciamo facciamo il LEP, ma quando l'importo stabilito supera quello che percepivi, che tu stia a Treviso o stia a Caltanissetta, ti adegui all'importo che è stato stabilito dal LEP. E quindi capite che adesso vedete che c'è un po' di ritrosia sull'applicazione. Quindi facciamo i LEP e li applichiamo. Formalmente il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge, lo ha inviato al Quirinale per la pubblicazione, il Presidente della Repubblica lo ha controfirmato, il garante della Costituzione dice che il disegno di legge sull'autonomia non è incostituzionale ed è alle Camere. Adesso che 4 persone si dimettano e non si dice che ce ne sono decine in quella commissione, fior di professori universitari costituzionalisti che continuano a lavorare e fa notizia alle 4 persone che si sono dimesse, per quanto diciamo notabili siano, io dico che non è corretto nei confronti di chi sta lì a lavorare. Per cui è tutto in linea con la Costituzione. Dopodiché questo è un paese che ho capito che se a una parte politica gli piace quello che fai va bene, se non gli piace allora gridano alla rivoluzione, ma non funziona così, questa è la democrazia. La democrazia oggi ci permette di andare in Parlamento, vedremo poi come voteranno. Senti, andiamo ai temi etici, li mettiamo un po' insieme visti i tempi, perché però sono fondamentali, perché il libro, il saggio parla molto di questo. Io li metto insieme, anche se un po' insomma faccio in modo un po' ingiusto, però c'è il tema dell'omosessualità, il tema delle parità di genere, c'è il tema della sostenibilità ambientale, c'è il tema del fine vita a cui tu tieni particolarmente, anche per proprio il legame con la sanità e come dire le storie che hai vissuto da vicino. Ecco, c'è una frase che il presidente Zaia dice, che Marsilio riprende e usa, mi pare, nella quinta di copertina, nella fascetta, e che è: la politica non deve limitare le libertà, deve garantirle. E questo è un po' il senso, no? E come dire, lui ha questo estremo equilibrio in quello che dice, ed è un po' come se si, passami il termine, fregasse della politica pura in senso stretto, andasse oltre alle ideologie, a quelle battaglie che poi alla fine sono sterili e mandano in confusione le persone. Ci sono dei temi che sono quelli etici, universali, che dovrebbero in qualche modo, come dire, creare un campo neutro. Nessuno ha il diritto di ostacolare le libertà personali. Io su questo, soprattutto sul fine vita, io sono una tesserata dell'associazione Luca Coscioni, per cui per me il tema del fine vita e dell'eutanasia legale è fondamentale. Però davvero complimenti, perché affronti dei temi davvero delicati, e lo leggerete, non entreremo nel dettaglio, in modo estremamente equilibrato, ed è quello che ci vuole secondo me oggi da un bravo amministratore politico come sa essere Zaia. Insomma, non a caso ha praticamente un plebiscito, diciamolo. Perché insomma a te votano per quello che sei, più che per, lo sai bene, io stessa non voto Lega, ma voto Luca Zaia, faccio outing, devo dire la verità, però è così. Merita un così. applauso. No, è rovinata per tutta la vita. Rovinata per sempre, però. No. Vabbè, sono sincera, però credo che questo riguardi molte persone, Presidente. Come rappresentante degli studenti, stavi dicendo Certo, questo. certo. No, dicevo... Però sintetizzo, diciamo. No, sì. Ma guardate, io penso una cosa, e poi andrei a concludere, anche perché poi rischia di diventare noiosa. Allora, il tema di garantire le libertà. Se noi parlassimo di aborto, io penso che a nessuno dovrebbe interessare qual è la mia posizione sull'aborto, da istituzione. Ma tutti noi dovremmo essere attenti al fatto che siano garantite tutte le tutele alle signore che si ritrovano nella condizione di dover decidere cosa fare rispetto all'aborto, e quindi i consultori, tutti i servizi che immaginiamo. Dopodiché la decisione spetta alla donna. Dire finché ci sarò io non passa sta legge sull'aborto, finché ci sarò io no, passerà sta legge, lo trovo improprio. Questo non è un libro che promuove il fine vita, ma faccio un ragionamento, cito 3 casi. Il primo è quello di Eluana Englaro, tutti noi più o meno ne abbiamo sentito parlare. Eluana Englaro è una bruttissima pagina della storia del Parlamento di questo paese, poco civile. Beppino Englaro, il papà, chiede che questa figlia che vive in stato vegetativo, conclamato da anni, possa avere l'interruzione dell'alimentazione artificiale. Il Parlamento si riunisce, discute, ridiscute, cioè
e lì vengono fuori tutte le posizioni legittime, ma che comunque limitano le libertà, e Luana muore mentre il Parlamento è lì riunito, proprio plasticamente la notizia arriva in Parlamento, io ero ministro allora, mi ricordo cosa è accaduto, muore perché un tribunale dà l'ok per la sospensione dell'alimentazione e quindi il tribunale va a surrogare quello che dovrebbe essere la civiltà, ovvero un Parlamento che legifera. Cito la storia della signora Angela, una veneta, che l'anno scorso a settembre, agosto-settembre, va a morire in Svizzera. Forse avete visto il video su YouTube, lei spiega le sue ragioni prima di assumere le pasticche. È un video toccante, è un video profondo, parla di vita, parla di affetti, parla anche di scelta. E poi cito l'ultimo caso, Stefano Geller, è un cinquantenne, vive a Bassano, dall'età di 15 anni vive vincolato a una sedia a rotelle con un respiratore, muove solo la testa, ha una malattia genetica che ha ereditato dalla madre ed vive in casa con la sorella che ha la stessa malattia genetica, vivono da soli. Stefano diventa famoso perché? Perché ottiene dal Comitato Bioetico di Bassano, dell'ULSS di Bassano, l'ok al processo di fine vita, quindi c'è tutta una storia che non sto qui a raccontarvi, viene fornita un'attrezzatura, dopodiché il paziente da solo autonomamente può provvedere ad attivare, diciamo, l'infusione eccetera, ma evito di dirvi sta roba. Stefano ama la vita. Stefano non è che un istante dopo si è suicidato. Stefano ama la vita, fra l'altro con un imprenditore veneto, anche qui Paolo Fassa della Fassa Bortolo, abbiamo comprato l'auto perché lo portavano in giro con un'auto che c'era. Io ho visto l'auto e ho detto guarda, aspetta che troviamo qualcuno, l'abbiamo sistemato in 15 giorni. Stefano è ovviamente un militante, un attivista rispetto a questi temi, ma fondamentalmente Stefano che riflessione fa? Dice che la riflessione che fa la Corte Costituzionale nel 2019 dice se le cure non avessero più nessun senso, non avessero più nessuna efficacia, se il supporto psicologico non avesse più efficacia, se tutto il corredo di cure eccetera non avesse efficacia, una persona poi deve essere lasciata libera di decidere. Attenzione che non è la promozione del fine vita e non è neanche la promozione del contrario. Io dico come stanno le robe, ma dico anche che non bisogna essere ipocriti al punto tale di non riconoscere che tutti noi più o meno abbiamo avuto un'esperienza del genere, con un familiare, con un amico, e quando abbiamo visto le ultime fasi, un pensiero intimo tutti lo abbiamo fatto, è lo stesso quello che abbiamo fatto. Allora si pone questa questione che un paese civile comunque deve normare questi aspetti. Io sto capitolo l'ho scritto perché una sera ho visto in TV, per puro caso, io non guardo la TV, proprio non l'accendo mai, ma l'ho visto, non mi ricordo più dov'ero, ho visto un passaggio, ho visto un politico che ha detto finché ci saremmo noi, ste robe non passano, ma finché ci saremo cosa? Ma chi sei? Cioè questi sono temi etici sui quali ognuno di noi deve poter decidere in autonomia. Ovvio che la politica deve garantire la tutela, perché non è che possiamo liquidare degli anziani perché sono scomodi. La tutela significa le cure, l'assistenza, i servizi sociali, ma alla fine poi ci sei te con la malattia alla fine di questo percorso. E quindi questo è un capitolo che parla di questi temi, è un capitolo molto più complesso, dove ogni parola è stata pesata e soppesata in maniera tale di rispettare le idee di tutti, le idee di tutti ci mancherebbe. La politica deve garantire libertà anche di chi non la pensa così, questo è poco ma sicuro. E poi c'è tanta altra roba. Buona serata. Lo leggerete. Grazie. Allora, grazie davvero tanto al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia per essersi raccontato. Vi ricordo che qui all'uscita a destra potete acquistare il libro, accanto c'è anche quella famosa cassettina di cui vi parlavo prima per dare un ulteriore contributo a Don Dante a Medici con l'Africa, all'interno della sala, per cui quando uscite a sinistra, oltre la quinta, diciamo oltre la tenda, c'è il tavolino per il firmacopie, per cui potrete avere la firma. Potremmo fare una roba un po' di marketing, mettete 50 euro e il libro è l'offerta, giusto? No? Dai, ce la potete fare. Dai. Non sono tanto felici, però pian piano dopo prende Vabbè, dai, chi vuole, una bella proposta. Per cui, insomma, potrete avere ovviamente l'autografo del Presidente Luca Zaia, che ringrazio davvero tanto ancora. Ringrazio tutti i presenti. Grazie per questa bella serata. Adesso, ovviamente, la serata continua con il buffet e il DJ set. Vi chiedo... no, certo, c'è la parte conclusiva. Grazie a Luca Zaia. Prima, però, di concludere,
concludere c'è il presidente nazionale di Confapi, Cristian Camisa, che chiude i lavori, che dunque invito qui con me sul palco per questo saluto a tutti voi, questo saluto conclusivo prima di continuare la serata. Grazie Presidente. Allora, io direi di cambiare un po' il... dovevo parlare dal leggio, ma penso che visto il clima che si è creato, mi sono tolto anch'io la cravatta e so che parlo con dei colleghi imprenditori. Allora, innanzitutto, Presidente, ho molto apprezzato quello che hai detto, ho apprezzato il tuo pragmatismo, ma anche i temi che hai toccato. Io vengo da un territorio, da Piacenza, che è stato il territorio col maggior numero dei morti comparati al numero di abitanti. Quando hai parlato di Covid, ho ricordato quei tempi in cui il sindaco ci chiamava, allora ero presidente provinciale, in cui non trovavamo le mascherine, le nostre aziende hanno fatto arrivare al prefetto migliaia di mascherine perché la stessa prefettura non riusciva in quel momento ad andare ad acquistarla, dove grazie alla generosità di imprenditori come voi abbiamo preso dei respiratori in poche settimane per l'ospedale. Questa sera sono qui a parlarvi di aziende. Vi devo dire, non mi sento un ospite, ma mi sento a casa mia, non solo perché sono in Confapi Padova, ma anche perché sono nella terra delle imprese, oltre 400.000 imprese nel Veneto, ma soprattutto record di imprese familiari. Le imprese che la piccola e media industria di Confapi rappresenta. Voi siete un elemento virtuoso, un elemento che ha permesso a questa regione di essere un modello per quanto riguarda ad esempio una disoccupazione sotto il 5% rispetto al 7,6% nazionale, un tasso di occupazione che è di 7 punti sopra quello italiano, circa il 65% contro il 68% a livello nazionale, ma soprattutto una terra dove la piccola e media industria deve essere l'emblema del sistema delle nostre aziende. Molto spesso quando vado ad assise come questa, alcuni giornalisti mi chiedono: ma nel 2023 perché ci sono ancora due associazioni di industriali, una che rappresenta la grande industria e una che rappresenta la piccola e media? Non è forse il caso in momenti così difficili di parlare ad un'unica voce? La mia risposta è sempre questa. La piccola e media industria in questa fase è fondamentale, innanzitutto perché rappresenta interessi univoci. Noi siamo gli unici che possono prendere posizioni non mediate perché non rappresentiamo tutto e il contrario di tutto. Sull'energia abbiamo rappresentato le imprese utilizzatrici, non le imprese utilizzatrici e chi produceva energia. Quando c'è stato il tema delle materie prime abbiamo difeso facendo proposte perché rappresentavamo aziende come voi, come noi, che utilizzavano i prodotti e non acciaierie che molto spesso marginavano su questo. E in tutte le posizioni che noi prendiamo a livello governativo queste nostre posizioni non sono mediate e quindi possiamo dire al governo con la velocità che è necessaria quali secondo noi sono le azioni che devono essere portate avanti. Ad esempio, sul tema del cuneo fiscale, quando abbiamo interloquito con il governo abbiamo detto: noi abbiamo grande necessità di una diminuzione del cuneo fiscale, ma in un momento come questo, in un momento in cui i nostri dipendenti hanno subito una diminuzione del salario reale di oltre il 10% dovuto al tasso inflattivo, è giusto e corretto che cominciate da loro, perché per noi i dipendenti non sono un numero, ma sono un elemento fondamentale. Ognuno dei nostri dipendenti è parte della nostra catena, senza un dipendente per noi manca una parte importante della nostra azienda e non è un caso che in epoca post-Covid noi siamo ripartiti immediatamente. Vi ricordate gli economisti che dicevano piccolo non è più bello, le aziende piccole non hanno futuro? Le aziende piccole e medie hanno permesso a questo Paese di crescere immediatamente, di ripartire immediatamente e far sì che i tassi di crescita fossero tra i più alti in Europa. Questo perché? Questo grazie alla nostra flessibilità. Grazie alla nostra flessibilità. Al nostro 75esimo a Roma che abbiamo fatto poche settimane fa, c'erano 1500 imprenditori, abbiamo fatto un sondaggio. E quello che è emerso è estremamente interessante perché questo ci deve andare a responsabilizzare grandemente, perché la maggior parte dei neolaureati pensano che il mondo della piccola e media industria sia il mondo ideale dove lavorare.
Un'altra cosa estremamente interessante è che i nostri giovani non sono più disponibili a mediare il tempo libero. Forse per tanti di voi, tanti di noi che lavorano 13, 14 ore al giorno, questo non è pensabile. Però questo è un elemento importante di cui dobbiamo tenere conto e andare incontro, perché se vogliamo essere, come diceva il Presidente Zaia, l'universo dei giovani, che possono essere un contributo straordinario in termini di idee e innovazione, dobbiamo anche capire qual è il loro intendimento. Allora, la prima cosa che ho detto con i miei, nell'ambito del rinnovo di contratti collettivi, io ricordo che Confapi rinnova 12 contratti collettivi di lavoro, dobbiamo tenere in considerazione questo, quindi non dovremo parlare con la parte sindacale tanto dei 10 euro in più o 10 euro in meno d'aumento, ma dobbiamo tenere conto che la flessibilità in termini di tempo è un fattore importante, che il tempo libero è altrettanto un fattore importante. In molte aziende, ad esempio, pensare di lavorare 4 giorni a settimana, 10 ore al giorno per una quota parte dei dipendenti può essere un qualcosa d'accettabile per noi, ma può essere un qualcosa importante per loro per far sì che questo mondo flessibile sia sempre di più il mondo ideale dove lavorare. Noi abbiamo preso posizioni su diversi temi, però ve ne voglio dire alcuni, perché mi hanno detto che 7.35, 7.40 era il tempo e io sono abituato a rispettare i tempi. Abbiamo fatto una proposta al governo, sono stato dal vice ministro Leo proprio qualche settimana fa sul tema della delega fiscale. Io ho detto al vice ministro Leo, vice ministro, il problema di tutte le aziende, anche quelle venete, non è il tasso di disoccupazione, che in larghissima parte del paese è un tasso molto basso, ma il fatto che noi non troviamo più manodopera specializzata. Allora, siccome non troviamo più manodopera specializzata, vogliamo cominciare a fare delle azioni che possano consentire di utilizzare al meglio quella che abbiamo e poi andare a risolvere il problema di mismatching tra domande e offerte di lavoro, ma questo non era un tema del ministro Leo. Abbiamo proposto, e da quando che sono presidente che lo propongo, una completa detassazione degli straordinari. È stata inserita in delega fiscale, probabilmente non sarà possibile farlo interamente, solo per una quota parte, ma perché vogliamo portare questa posizione? Perché se noi non troviamo personale, molto spesso potremo assumere molto di più, mancano centinaia di migliaia di lavoratori alle nostre imprese. Vogliamo dire che quei dipendenti che vogliono lavorare e molto spesso oggi non lavorano oltre l'orario lavorativo perché la tassazione sugli straordinari è altissima, è forse il caso di dire a queste persone meritevoli: se vuoi lavorare di più, devi guadagnare di più, perché la meritocrazia deve diventare un lavoro in questo Paese. Secondo me deve diventare un lavoro, deve diventare un qualcosa fondamentale su cui andare. Abbiamo preso posizione su tanti temi. Ultimamente, vi devo dire, mi sono anche sentito di rispondere alla Presidente Lagarde invitandola in Italia quando ha detto che l'inflazione è colpa delle imprese. Mi sono permesso di dire che probabilmente non conosce il mondo delle imprese, quantomeno il mondo delle piccole e medie industrie, perché noi non facciamo finanza, noi la mattina andiamo a lavorare assieme ai nostri imprenditori, cerchiamo di fare impresa, questo continuo aumento dei tassi di interesse, oltretutto annunciato, sta bloccando l'economia. Lo stesso Veneto, che l'anno scorso ha avuto una crescita del 3,9%, quest'anno una crescita stimata dell'1%, e questo significa anche che ogni imprenditore che doveva fare degli investimenti li sta posticipando o li sta annullando, i finanziamenti costano molto di più, anche quelli Covid che sono stati fatti, quella quota parte a tasso variabile e non sono stati coperti da strumenti finanziari. E soprattutto, se oggi occorre chiedere un nuovo finanziamento, un'azienda strutturata paga il 4,5%, considerando un Euribor a 3 mesi quasi al 3,6%, per arrivare, quelle con rating più basso, al 7 e oltre per cento. È chiaro che una cosa di questo tipo è inconcepibile. Se deve parlare di imprese, magari usi la moral suasion per parlare di grande industria, quelle che ad esempio nella stessa Europa utilizzano paradisi fiscali, perché noi paghiamo la tassazione fino all'ultimo centesimo. Ricordo che le aziende, le 25 aziende più grandi in Italia, per una serie di ragioni, tra cui anche i patent box, arrivano fino al 20%.
Eri particolarmente risentito in quella risposta alla Lagarde, l'ho letto, giustamente, hai fatto un giusto distinguo tra... Qualcuno mi ha detto che è stata una risposta forte. Io penso che se le risposte sono argomentate e sono date da numeri, non bisogna aver paura di prendere posizione, perché in questo Paese molto spesso per mediare non abbiamo mai preso le posizioni corrette. Quando parlavamo prima di positività, qualcuno, forse Gaia, ha detto c'è qualche imprenditore non associato a Confapi Padova. La negatività non è associata con Confapi Padova, la positività non è ancora associata con Confapi Padova, perché io penso che in questa fase si abbia bisogno di un'associazione come la nostra, si ha bisogno di un'associazione che, io lo dico ai miei, deve essere veloce, deve dare risposte, deve fare capire ai nostri imprenditori quali sono i temi. Il 50% delle nostre aziende fra pochi anni avrà un passaggio generazionale. Dobbiamo cominciare a parlare di passaggio generazionale e far capire ai nostri imprenditori su che strada andare per evitare che le aziende familiari si possano distruggere, perché sapete bene che su questi temi si creano grandi problemi. Ma soprattutto vi saranno delle problematiche che noi dobbiamo cominciare ad affrontare oggi. Dobbiamo cominciare a parlare anche a livello di associazioni, di ESG, di intelligenza artificiale. Le banche da qui a poco tempo sull'ESG faranno sì che chi non è sostenibile avrà tassi di interesse più elevati. L'intelligenza artificiale può essere anche a misura delle nostre piccole e medie industrie. Io penso che il modello che noi abbiamo creato a livello italiano è un modello vincente, un modello che ci ha permesso di essere, si dice spesso, la seconda potenza manifatturiera europea, però è anche un modello che fa della capacità di cambiare la propria forza. Quando prima si diceva molto spesso cambiare può essere difficile, le nostre aziende, anche in epoca post-Covid, quando hanno dovuto reinventare processi produttivi, cambiare anche la produzione, l'hanno fatto in tempi reali. Su altri temi abbiamo preso posizione e devo dire che abbiamo avuto ascolto dal governo. A dicembre ho presentato al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio il tema delle terre rare. Il fatto che il tema della penuria dei minerali, soprattutto per quelli legati alla transizione ecologica. Abbiamo detto che secondo noi era indispensabile fare quello che stava facendo la Germania, cioè procedere a delle scorte strategiche. Avevamo indicato come società veicolo SACE, qualche settimana fa SACE ha acquisito 500 milioni di euro da Trafigura su quello, c'è un tavolo oggi sulle materie critiche. Questo per dire che il nostro pragmatismo, la nostra conoscenza dei problemi può essere un grandissimo valore aggiunto. Io quando mi confronto con i ministri e il presidente Miloni dico sempre: voi dovete utilizzarci, dovete sfruttarci, perché noi conosciamo prima della politica quelle che sono le problematiche, le opportunità e soprattutto possiamo dare delle soluzioni che sono figlie dell'esperienza che tutti i giorni facciamo in azienda. Grazie al Presidente Cristian Camisa. Detto questo, Confapi Nazionale. Vi saluto, auguro a Confapi Padova buon lavoro, mi ha fatto piacere vedere sul palco tutti i presidenti veneti, l'unione anche in Confapi sta diventando un valore straordinario. Noi non abbiamo paura di dire che nel 2012 abbiamo rischiato di fallire, perché non gestivamo bene l'associazione. Però come imprenditori ci siamo tirati sulle maniche, il mio predecessore Casasco, devo dire, su questo ha lavorato benissimo e oggi abbiamo l'orgoglio di dire che siamo un'associazione florida, in continua crescita, con verticali e altre associazioni che vogliono entrare nel nostro mondo. Ci piacerebbe, apro la parentesi e chiudo, che tutti potessimo partire ad armi pari. Quindi concludo dicendo una cosa leggera: basta aziende pubbliche all'interno delle associazioni di categoria. Buonasera a tutti. Però ti chiedo di restare qui e chiamo di nuovo sul palco, grazie ancora per il tuo intervento, Davide Donofrio, Carlo Valerio, dunque direttore e presidente di Confapi Padova, ma anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia e Don Dante del CUAM, perché so che devono ricevere delle targhe di ringraziamento e a consegnarle ci sono
Arrivo. Matteo Alleva, che è titolare di Key Project, neopresidente del gruppo Giovani Imprenditori, e Laura Sposato. Si parlava di intelligenza artificiale, credo che lei si occupi proprio, se non sbaglio, di intelligenza artificiale. È una giovanissima titolare di Joule Video, che è questa appunto la sua società. Li chiamo qui sul palco e li ringrazio. Un applauso. Joule Video, eccoci qua. Una foto? Tutti guardate lì una foto? La foto di Rito? Vai. Tutti insieme. Grazie, davvero grazie a tutti. Vi ricordo che... Ovviamente un grazie alla nostra moderatrice. Grazie mille a Confapi. Grazie. Apprezzatissimi. Allora vi ricordo adesso che continua la serata, dunque aiuto, il buffet, diciamo la bicchierata all'interno della sala ristorante, ma anche c'è un'altra terrazza adiacente. Vi chiedo di uscire in modo un po' ordinato perché siamo in tanti e c'è tanta gente, Davide, giusto? Per cui stiamo un po' attenti all'uscita. Vi ricordo nuovamente il libro del presidente I pessimisti non fanno fortuna, potete acquistarlo appena uscite a destra, il firmacopia a sinistra, e davvero un piccolo ulteriore contributo alla causa del QAM Medici con l'Africa. Grazie a tutti, grazie a Confapi ovviamente che ha organizzato l'evento.